Abbiamo investito e messo a cantiere i 377 milioni della prima tranche, una delle tre che lo Stato ci ha dato per ristorare i danni. Poi ci sono due grandi opere, il lago di Alleghe e il Serrai di Sottoguda, che li faremo più belli di prima. Sono i due interventi simbolo del post Vaia, 8 milioni di euro per il lago di Alleghe, 8 milioni 700 mila euro per il Serrai di Sottoguda, distrutti dalla tempesta di quasi un anno fa. Il Veneto è partito con la ricostruzione, 1746 le opere a cantiere ed ora si è pronti per avviare i due interventi simbolo. Il lago di Alleghe, parliamo, ripeto, di 500.000 metri cubi di materiale che deve essere rimosso, e quindi vuol dire montagne e montagne di terreno, di arbusti, di ghiaia, insomma, di tutto quello che la natura ha voluto far scendere a valle. Si procederà con il ripristino morfologico del lago e del Cordevole, ricostruendo la pista ciclabile e consolidando la sponda destra del torrente, chiusura lavori entro il 2022. Sui serrai vuol dire un ambiente che, da come lo conoscevamo prima, con la sua strada, i suoi percorsi, la capacità di poter fare bicicletta, il trenino che passava, l'ice climbing, eccetera, niente, zero, è tutto sparito. Per sistemare tanta devastazione servono quasi 9 milioni di euro. Le opere verranno appaltate nel 2020, ma i primi lavori sono già partiti. Entro il prossimo mese si entrerà fino alla Madonnina, che è una grotta molto particolare all'entrata dei serrai, quindi i primi 200 metri saranno di nuovo percorribili. Questo è stato per dare un segnale che si sta lavorando e per far andare anche il turista a vedere che cosa è successo un po' più da vicino. Di certo non è cosa semplice, considerando la devastazione senza precedenti causata da Vaia sulla montagna veneta, ma il governatore assicura. Direi che già a fine 2020 iniziamo a vedere l'80% delle opere già sistemate. La tabella di marcia è stata rispettata, ribadisce l'assessore Bottaccin. Sento che tante regioni stanno chiedendo proroghe, pur avendo avuto molti meno danni rispetto a noi e avendo quindi meno soldi da impegnare. Noi ci siamo riusciti e questo ancora una volta fa capire che il Veneto l'autonomia se la merita fino in fondo.